nella diffusione del virus. Vediamo che la curva che riguarda l'Italia dopo il plateau è in discesa, come era ieri, forse un po' più giù, la Cina è abbastanza stabile in fondo. Che cosa ci segnala questo grafico? Manca ancora tanto per vedere la vera discesa? Abbiamo cominciato probabilmente la discesa, che io spero proprio sì, me lo auguro veramente. Certamente quello che voi vedete per la Cina è difficile vederlo in un paese europeo, cioè i cinesi, se questi dati, come penso siano veri, hanno veramente fatto qualcosa di eccezionale, un lockdown completo di non solo una città di 11 milioni di abitanti, ma di una provincia di 60 milioni di abitanti, chiusa praticamente per 2 o 3 mesi completamente. L'isolamento non si faceva l'isolamento domiciliare dei casi e dei contatti, ma addirittura in strutture apposite, Certo. naturalmente con mezzi anche poco sostenibili in un paese, in una Come democrazia l'Italia. occidentale. Esatto. C'è Giovanna Non solo Botteri come collegata l'Italia, ma con come noi. qualsiasi Giovanna, ti paese saluto, europeo. eccoci qua come ogni sera. Effettivamente quello che dice il professor Rezza è reale, cioè quello che è stato fatto in Cina non è riproducibile in nessun altro paese, meno che mai occidentale.